Terza corsa, confronto per cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, ritirato Elfo LZ, restano 9, 1 Erodio, 2 Elomar, 3 Elli delle Naldine, 4 Enable Maker, 5 Etiope Jet, 6 Eutimia, seconda linea 7 Elertama, 8 Emplane B, 10 Erotico Jet. I favori netti per Etiope Jet, numero 5 Santo Mollo in sediolo. Partenza proprio Etiope Jet veloce, mentre ha sbagliato numero Erodio. 1 Erodio squalificato. Ed è rimasto subito out Eutimia. In seconda posizione Elomar, precede Elli delle Naldine. Intanto se ne vanno i primi 400 metri di gara nell'ordine del 31,2, progressione esterna da parte di Enable Maker. Enable Maker raggiunge Elomar dopo aver superato Emplane B e cerca l'aggancio con Etiope Jet, che continua a guidare liberamente dopo 600 metri in 47 abbondante. Davanti alle tribune, in vantaggio dunque Etiope con la pariglia Elomar, Enable Maker a seguire. Poi un'altra formata da Emplane B ed Erotico Jet. Più indietro Elertama. 1,1,5 il passaggio agli 800, il chilometro che se ne va nell'ordine del 1,17,1. In vantaggio Etiope Jet, che ora cerca di allungare, di scrollarsi di dosso gli avversari. Alla corda è sempre Elomar, all'esterno Enable Maker, lungo la corda in terza posizione Emplane B, tallonato da Elertama. Metà della curva finale superato con Etiope Jet in vantaggio, Elomar in seconda posizione, poi Enable Maker. Alla corda Emplane B, retta d'arrivo. In vantaggio si presenta Etiope Jet e nel finale accelera per concludere nettamente avanti agli avversari. Secondo posto ancora per Enable Maker, che finisce bene avanti ad Emplane B dopo il calo finale di Elomar. 1,15,2 ragguaglio conclusivo con 29,4 a chiudere e la vittoria per la favorita Etiope Jet in sediolo Santo Mollo, per il training di Eric Bondo e della scuderia Cicolindo.